I mettei le farine di siale, i mettei le farine di cinquantin e le messe dentro. I mettei anche il presente del sale, mettei anche il fregolo di zucchero e mettei anche il fregolo dell'uovo e dopo mettei e aggiungi l'acqua per bagnare le farine. Finché chi va appena bagnate le farine e dopo gli di passare con il levain. Sì, fai con le sedute, perché se si va a slapagnarsi con le mani non si deve poi adorare a desolare. Come il slargin, le paste e le levain, e per aggiungere che metti un po' dopo farei come il tacchino per amalgamare, allora il tacchino applicare in che sistema è lì il tacchino. Che qui si chiama le gramole. Allora, impastare in che sistema qui, le glutine che ha le farine. E lo tengo costante, che non si rompe le levadure. E allora è passato un 6-7 volte. Come mi metto in fissa e torno a lavorare. Ecco, se vedo già i figli che vengono fuori e malganati ben con le paste. Sì, fate l'impasto e fate le forme di una panocchia lunghe. Che dopo va anche bene, dopo cuote, poi che si le taglia a fettute. Allora, come va lasciate lievitare per via un'ora, anche poi. Allora, fate il formato e vengono tapponati perché non c'è in aria che fa croste.